Teatro dell'omicidio avvenuto il 4 maggio scorso via Pagnano, una strada nei pressi del Playa Beach di Castelfranco. La vittima, Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, raggiunta durante una rissa da 6 fendenti. In carcere per questo delitto Badr Rouage, 19 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea, e Taha Bennani, 22 anni, dagli avvocati Fabio Targa e Paola Miotto. La procura, nelle ultime ore, ha disposto ulteriori accertamenti sui coltelli rinvenuti nel luogo della tragedia. 2 sono stati trovati ore dopo in un campo vicino e senza impugnatura. L'attenzione è invece rivolta ad un coltello ritrovato proprio lungo via Pagnana, che potrebbe essere l'arma del delitto. I nuovi accertamenti dovranno determinare con esattezza eventuali tracce di DNA. Intanto rimangono a Santabona i 2 giovani di origine nordafricana accusati di omicidio volontario, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha indagato a piede libero per il reato di rissa i 7 amici della vittima presenti quella notte. Un delitto che era stato ripreso con un cellulare da un testimone. Una rissa fra 2 nordafricani e gli amici di Cristea, nata per una lite avvenuta prima dentro il locale e poi terminata nel sangue lungo la strada.